All'ultima ora, in seguito all'autopsia di domani, si svolgeranno martedì alle 11 nella chiesa di Santa Giustina a Padova i funerali di Giulia Cecchettin. Intanto, sempre domani, Filippo Turetta vedrà il PM in carcere. Sedicenne fu stordita con un taser e violentata dall'ex davanti agli amici che non mossero un dito. Lo stupro alla vigilia del Natale 2022 nel Veronese, l'aggressore a processo. Prof delle medie minacciate in piazza da alcuni giovanissimi studenti per la nota assegnata a uno di loro. La regione, inaccettabile in questi casi, la sospensione non serve, sì invece a lavori utili per la scuola. Tragedia a Revinelago, 85enne muore dopo essere caduto da un albero. A trovare il corpo dell'anziano e lanciare l'allarme un passante. Intossicazione da botulino, 41enne viva per miracolo, del caso si è occupata l'ULSS 4 Veneto Orientale, tutta colpa di una conserva fatta in casa, l'appello degli esperti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli lo avete sentito, Filippo Turetta sarà interrogato domani dal PM. Il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin potrebbe decidere questa volta di parlare davanti agli inquirenti, mentre era rimasto in silenzio in occasione dell'interrogatorio di garanzia con il GIP. Intanto domani sarà eseguita a Padova l'autopsia sul corpo della studentessa. Resta incerta la data dei funerali che si svolgeranno probabilmente la settimana prossima. E invitiamo tutti davvero a non mancare, a portare il calore e la propria presenza e testimonianza a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, perché lì saranno celebrati i funerali e sarà un modo proprio in un posto adatto e accogliente com'è la Basilica di Santa Giustina e l'area del Prato della Valle per poter dare tutti insieme l'ultimo saluto a Giulia. È ancora travolto dall'affetto per Giulia il comune di Vigonovo, dove si continua a rispondere alle telefonate di chi chiede il giorno dei funerali per dirle addio. Se una data ancora non c'è, domani mattina sarà il giorno dell'autopsia, che sarà eseguita a Padova nell'Istituto di Medicina Legale. Per un paio d'ore in procura a Venezia oggi si sono incontrate le parti, i legali di Filippo Turetta e gli avvocati della famiglia Cecchettin. A eseguire l'autopsia sarà Guido Viel, nominato dalla PM Andrea Petroni per la famiglia Cecchettin, consulente di parte Stefano Del Rico. Un esame fondamentale per capire l'ora della morte di Giulia, il numero di coltellate ricevute, quali e quante lame abbia usato Filippo Turetta, se Giulia sia stata anche picchiata e se Filippo abbia inferito su di lei ancora in vita. A Padova intanto si continua a lavorare per il funerale che si terrà in una data che sarà decisa dalla famiglia. In carcere a Verona nel frattempo Filippo Turetta continua a essere sorvegliato. Sul fronte dell'indagine emergono nuovi particolari, messaggi che Filippo avrebbe inviato a Giulia in cui la invitava a passare il suo tempo con lui, non con le amiche. Atti persecutori secondo i legali della famiglia Cecchettin, che stanno preparando un fascicolo. Rinviato a giudizio per aver violentato l'ex ragazza di 16 anni davanti agli amici, a processo un giovane veronese. L'episodio shock risale alla vigilia di Natale di un anno fa. La ragazzina venne anche stordita con un taser dall'aggressore. L'ex fidanzato durante tutto il 2022 l'aveva perseguitata con telefonate e messaggi, sostenendo di volersi suicidare e minacciando di farle del male. La violenza fu consumata all'interno di un'automobile. A venire aggredita anche un'amica che era con la sedicenne. I compagni dell'ex sono stati rinviati invece a giudizio per omissione di soccorso. Insegnante accerchiata e minacciata da un gruppo di giovani perché aveva messo una nota ad un alunno. Il fatto è avvenuto nella scuola media di Badoere, frazione di Morgano. L'assessore regionale Donazzan no alla sospensione, sì invece ai lavori socialmente utili. I fatti di Badoere sono gravi, come è grave tutte le volte che accade di insultare, di sentire le offese, le minacce ai danni dei docenti. Il docente è l'istituzione. Non usa mezzi termini l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, commentando il grave fatto che è coinvolto un insegnante della scuola media di Badoere. A scatenare la reazione di un gruppetto di giovanissimi la nota messa ad un alunno. Al termine della lezione la docente è stata accerchiata dai ragazzini cappeggiati proprio dal giovane redarguito. Parole gravi come "non ti devi più permettere, altrimenti te la faremo pagare". Mettiamoci in testa, lo dico anche ai genitori e agli educatori, che noi non possiamo accettare che i ragazzi
facciano atti di ribellione, non vi è alcuna ragione. E quello che è accaduto a questi insegnanti, io non entro nel merito, non conosco le ragioni, non ve ne sono quando si aggredisce una persona, mai, meno che mai quando questo è un docente. La solidarietà dell'assessore Donazzana e della Regione all'insegnante vittima di questa aggressione. Per ora non sono state presentate querele alle forze dell'ordine, ma sia l'amministrazione comunale di Morgano sia la scuola vuole andare in fondo a questa vicenda. Interroghiamoci ancora una volta sul modello educativo che stiamo offrendo. Peraltro, no alle sospensioni, devono venire a scuola a fare lavori socialmente utili davanti ai loro colleghi studenti, perché chi sbaglia deve pagare. Tragedia a Revinelago, un 85enne è morto dopo essere caduto da un albero di cacche a trovare il corpo dell'anziano e lanciare l'allarme, un passante. Era salito probabilmente su un albero da frutto, un caco, quando è precipitato al suolo. Un volo di circa 6 metri che non ha lasciato scampo a Giovanni da Ponte, 85 anni. Il gravissimo incidente è avvenuto in serata in un terreno privato in via San Francesco, non molto distante dal centro di Revinelago. A trovare il corpo del pensionato è stato un cittadino di passaggio che ha subito dato l'allarme. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Gli accertamenti avrebbero evidenziato che il decesso era avvenuto verosimilmente a seguito di politraumi da caduta da una scala posizionata vicino all'albero da frutto, sulla quale la vittima era salito fino all'altezza di 6 metri per raccogliere frutti. La salma, portata all'obitorio dell'ospedale di Vittorio Veneto, è stata messa a disposizione dei familiari, subito avvertiti della tragedia. Intossicazioni da botulino, 41enne viva per miracolo. Del caso si è occupata l'ULSS 4 Veneto Orientale, tutta colpa di una conserva fatta in casa, l'appello degli esperti. Una donna di 41 anni, residente nel San Donatese, ha rischiato di morire per aver mangiato dei peperoni sott'olio preparati in casa. Il caso risale allo scorso 19 novembre, quando la donna si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro, segnalando vertigini, difficoltà a parlare e problemi alla vista. Visita medica, analisi del sangue e indagine neurologica. Il personale medico ha confermato il sospetto di botulismo alimentare in tempi veloci, riuscendo a salvare la vita alla donna, ricoverata urgentemente in terapia intensiva. La tossina botulinica è molto pericolosa. È il veleno più potente che l'uomo conosca, insomma, quindi basta quantità infinitesimali per determinare la morte per paralisi dei muscoli respiratori. Oltre al ricovero è scattato l'allarme. Nell'abitazione della signora il personale medico del servizio Igiene e Sanità Pubblica ha individuato varie tipologie di conserve preparate in casa e i peperoni sott'olio. Ed è proprio in questo vasetto dove l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha riscontrato il botulino. In questi giorni la 41enne è stata dimessa dall'unità di terapia intensiva della neurologia di Portogruaro ed è in buono stato di salute. La raccomandazione dell'Ufficio Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Nel caso delle conserve domestiche è molto importante acidificarle, significa cuocerle in acqua e aceto o solo aceto per i tempi previsti dalla ricetta e successivamente metterle sott'olio e poi bollirle. Per 20 settimane l'anno i dipendenti degli stabilimenti Luxottica lavoreranno 4 giorni, restando liberi da venerdì a domenica, mentre per tutte le altre settimane si manterranno i 5 giorni lavorativi. L'accordo sperimentale sottoscritto da Filctem CGL, Femca Cisle e Wiltec Will e l'RSU nell'ambito del nuovo contratto integrativo aziendale coinvolge tutti i lavoratori degli stabilimenti di Agordo, Sedico, Cenceniga, Agordino, Pederoba, Lauriano e Rovereto per circa 20.000 dipendenti. Questo a parità di salario. La sperimentazione sarà avviata su base volontaria in alcuni reparti e costantemente monitorata. Domenica a Firenze, raduno delle destre europee, leghisti veneti divisi sulla presenza al fianco di Marine Le Pen. Da tutti viene visto come l'inizio della campagna elettorale per le europee. L'evento in programma domenica 3 dicembre a Firenze riunirà le cosiddette destre, posizioni anti-migranti, anti-aborto, no-vax, eccetera, schierate, ma senza esagerare, per mantenere aperta la porta all'Europa. Marine Le Pen forse non ci sarà, il vice premier Matteo Salvini sì.
E i leghisti veneti cosa faranno? Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana e componente del direttivo regionale della Liga, ha già acquistato il biglietto del treno e ci sarà. Perché me lo chiede il partito, prima di tutto, e poi perché finalmente parte la campagna elettorale per le europee e quindi avendo anche un ruolo dirigenziale nel partito a livello nazionale è giusto che almeno noi e i rappresentanti istituzionali siano presenti. E sulla possibile convivenza sul palco con gli esponenti del Fronte Nazionale di Le Pen, che sarà probabilmente in collegamento da casa, per Bano non è un problema. Due cose, siamo due mondi differenti, però condividiamo alcune battaglie, è sempre stato, sono anni che condividiamo con loro queste battaglie per cambiare l'Europa. Infine anche il leghista sa che quello di domenica sarà un primo confronto con Fratelli d'Italia. Le tensioni non mancano, ma lui getta acqua sul fuoco. Ci peseremo in maniera leale e trasparente, dopo c'è una competizione naturalmente che andrà a ridisegnare anche non solo la nuova Europa, ma soprattutto anche diciamo il nuovo Presidente della Regione. Più incerto invece l'assessore Roberto Marcato. Su questo tema non rilascio dichiarazioni, ci ha detto. In questo momento non so ancora se andrò o meno a Firenze domenica. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, i numeri sono variabili e quando si parla di lupi possono fare la differenza. In Alpago se ne parla da molto e quelli presenti potrebbero essere troppi. Tempo da lupi in tutti i sensi. Di lupi se ne parla in particolar modo in Alpago, dove oggi nevicava e dove ci sono 70 allevatori di pecore. Nuove preoccupazioni ormai da 4 anni, perché in 4 anni e mezzo in Alpago i lupi hanno predato 750 pecore, che sono i nostri animali affettivi che da secoli pascolano i nostri territori e modellano i nostri prati. Quindi c'è una grande preoccupazione perché ormai i contadini terranno il prossimo anno le pecore in stalla, creando un danno grandissimo per il territorio della Conca dell'Alpago. Le predazioni si ripetono, tanto da scoraggiare dall'allevare pecore. Vedi il caso del Dolada che dopo aver perso i suoi agnelli di razza Alpago ha deciso di smetterne la produzione, cancellandone la carne dai propri menù. La preoccupazione è molta e si denuncia la mancanza di risposte, nonostante dal territorio le richieste di aiuto siano state più volte sollevate. L'altro giorno in un paese, in una frazione del mio paese, Funes, sono stati visti 12 lupi da un professionista alle ore 9 di sera, erano 12 lupi che ululavano, li vedi a Tambre, li vedi a San Martino, a Chiesa, a mezzogiorno, alla sera, quindi c'è preoccupazione per la gente perché dobbiamo mettere in sicurezza anche gli abitanti del territorio della Conca dell'Alpago. La neve ha imbiancato le montagne della Pedemontana fino a bassa quota, ma per le prossime ore il meteo prevede pioggia. Asiago si è risvegliata così oggi, un paesaggio da fiaba con la neve caduta dalla notte sull'intero altopiano. Il soffice manto bianco è una manna per gli operatori del settore turistico in vista dell'avvio della stagione invernale e soprattutto del ponte dell'8 dicembre. Sono molte le piste sia per lo sci nordico che lo sci alpino attrezzate e attive che grazie anche a questa abbondante nevicata in quota permetterà l'apertura anticipata della stagione invernale. Questa è l'area sci di Campomulo, uno dei centri per lo sci nordico più grandi d'Europa. Imbiancato anche Gallio con la neve che nella notte ha ricoperto il paese. Fiocchi bianchi pure sul massiccio del Grappa fino a bassa quota. Qui siamo in località Costalunga sul massiccio del Grappa, a quota 800 metri ed è da circa questa mattina alle 5 quando è iniziato a nevicare ed ora la situazione è esattamente questa qui. La neve non ha creato particolari problemi alla viabilità, questa è la statale Valsugana, nessun disagio, strada pulita e traffico scorrevole. Da segnalare però sull'altopiano un mezzo pesante che scendendo dal Monte Verena ha perso le catene finendo di traverso sulla carreggiata. Ma il meteo per le prossime ore prevede l'arrivo della pioggia. Il libeccio inizierà a soffiare forte, lo zero termico si innalzerà velocissimamente a quote molto elevate e quindi la pioggia prenderà il sopravvento sulla neve. Poi da sabato affluirà di nuovo aria fredda, quindi avremo sempre maltempo con quota neve però in repentino abbassamento,
fino ad imbiancare di nuovo molto probabilmente le zone fin verso i 800.000 metri. Città europea dello sport 2025, Mogliano Veneto batte le altre città avversarie, allestiti i primi cartelli stradali con le insegne in vista del 2025. Sono in questo momento in fase di installazione in tutti gli accessi della nostra città questi cartelli. Abbiamo appunto voluto specificare che Mogliano Veneto è città europea dello sport 2025. È ufficiale, Mogliano sarà la capitale dello sport 2025 e a dirlo saranno anche i cartelli stradali all'entrata della città. A decretare la vincita la commissione Access Europa Onlus, che dal 2001 consegna l'ambito premio, arrivata a inizio settembre per svolgere i loro sopralluoghi e conoscere le realtà sportive del territorio. Abbiamo fatto conoscere alla Commissione le varie realtà sportive, ma anche la realtà moglianese, che è una realtà fatta anche di sport inclusivo, fatta di sport, di volontariato, di tante famiglie. Una nomina che porterà in alto la città di Mogliano, già molto attiva sul versante sportivo grazie anche ai tanti volontari delle associazioni che popolano il paese e a cui va la dedica del sindaco. La vincita, nel concreto, permetterà di ampliare l'offerta sportiva della città. Significa poter riuscire ad entrare in quelle che sono le nuove linee di accesso al credito europee per quanto riguarda l'implementazione e il miglioramento di quelle che sono le impiantistiche sportive del territorio. Si attende dunque il 2025. Sarà un anno sportivo a 360 gradi, dal 1 gennaio al 31 dicembre saranno organizzati nuovi eventi, tutti i calendari delle attività sportive, delle discipline e delle associazioni sportive del territorio saranno inserite dentro quelli che sono i calendari di Access e ci sarà comunque uno sforzo da mettere in campo per l'amministrazione per sostenere ancora di più quelle che sono le attività sportive per quell'anno. Momento positivo per il Benetton Rugby, che sabato ospiterà la squadra gallese diretta rivale per un posto nei play-off. È un Benetton in ottima salute quello che si appresta ad affrontare il 7° turno dello United Rugby Championship, lo URC, che vedrà i Leoni in campo al Monigo sabato alle 20:35 contro gli Ospreys, formazione gallese al 9° posto in classifica e quindi al momento fuori dai playoff, 15 punti, 3 in meno del Benetton, che è 4° in coabitazione con altre 4 squadre. Un Benetton dunque che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Tra i protagonisti dell'ultimo successo a Edimburgo anche Riccardo Favretto, trevigiano doc, seconda linea di 2 metri al debutto stagionale rientrando da un infortunio. Rispetto secondo me alla scorsa stagione stiamo trovando un po' quella forza che c'era mancata, complice sicuramente il tipo di allenamenti che facciamo, molto endurance se così si può dire, che ci permettono appunto di rimanere lucidi anche negli ultimi 20 minuti della partita. Un Benetton che, vista la classifica, è presente nei primi posti di molte statistiche. Ad esempio Mendy è il giocatore che nell'ultimo turno ha fatto più metri palla in mano, 116, mentre la squadra è prima per palloni rubati all'avversario, ben 50. Gli ultimi 20 minuti possono cambiare una partita data per vinta o per persa. Ospreys, a differenza di Edimburgo e di Glasgow, sono una squadra molto più quadrata, loro verranno ad attaccarci, sono una squadra molto valida. Dobbiamo, secondo me, rimanere anche noi molto quadrati e soprattutto rimanere sul pezzo per tutti gli 80 minuti. Dunque ci si attende un Monigo ancora tutto esaurito per sabato sera, prima dei 2 turni di Challenge Cup, la Coppa Europa, che ha visto i trevigiani conquistare una storica semifinale l'anno scorso. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. La perturbazione continua ad interessare diffusamente il nostro territorio. Inizio di dicembre con il maltempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo precipitazioni di moderata intensità con possibili rovesci che interesseranno maggiormente le zone prealpine, pedemontane e parte della pianura settentrionale. Verso fine giornata nuova estensione delle piogge su buona parte della nostra regione. Le temperature saranno in lieve aumento, minime tra 4 e 7 gradi, massime invece tra 9 e 13 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con piogge in genere intense, neve solo sulle cime, sulla costa pioggia in genere abbondante. Temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime sugli 11-17 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Precipitazioni anche qui diffuse e più intense, specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime intorno ai 10. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.